quindi deve governare quella sanità, tra l'altro è una delle più virtuose dal punto di vista dei conti. Buonasera al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, benvenuto Presidente. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera Presidente, grazie per l'ospitalità nella sempre stupenda Verona. Eravamo a Verona l'altro ieri in trasmissione, bellissima. La Peara anche abbiamo assaggiato. Di tutto, va bene, ma comunque ascoltiamo 15 secondi del Premier Renzi, Presidente Zaia, sentiamo cosa ha detto, sentiamo. È inaccettabile che ci siano polemiche su questo tipo di operazione di qualcuno che dice allora noi le rialziamo a livello locale per 1 miliardo di euro. Trovo che sarebbe un atto sinceramente al limite della provocazione. Allora, succede questa polemica durissima, Presidente Zaia, che Amparino, che è il Presidente della conferenza delle regioni, che un po' vi raggruppa, ha detto qui certo di fronte a questi mancati trasferimenti, a questi tagli di trasferimenti, potremmo essere costretti a alzare i ticket o alzare qualche tassa regionale. Dal punto di vista del Veneto sareste costretti a farlo? Ma guardi, io non ho nessuna intenzione di farlo e le parlo come rappresentante della regione più virtuosa, che addirittura è riconosciuta dal governo come regione benchmark, cioè di riferimento per la virtuosità in sanità. Le dico che come al solito, se c'è un lato positivo, c'è una faccia della medaglia, diciamo così, che è quella positiva del taglio di 18 miliardi di tasse, che è assolutamente positiva, dall'altro il problema è il rovescio della medaglia, che sono le coperture. E noi ci aspettiamo che quando tu vai a cercare le coperture chiedi a tutti di essere virtuosi. Non puoi venire da me, che sono virtuoso, dirmi di tagliare ancora perché non ce la faccio. Io ce l'ho già la centrale unica di acquisti. Da me un pasto in ospedale costa 6,5 €, non 60-80 euro. Da me la siringa si paga 4 centesimi, non 26 centesimi. Però questa scelta di tagliare ancora in maniera orizzontale ci mette veramente nei guai. E mi creda, non è una battaglia di retrovia o la volontà di difendere un presidio. È questo momento nel quale tutti devono fare la loro parte. Ma qui è impossibile. E poi le dico solo questo, poi mi zittisco. Se qualcuno ti dicesse che devi tagliare e ti desse anche le norme per tagliare, allora uno può dire faccio delle scelte strategiche, ma non è, io cosa faccio? Licenzio il personale? Non mi risulta che ci siano norme che mi prevedano che io posso licenziare il personale. A poco il primo ministro, il presidente del Consiglio vuol dire ci sono troppi primari, ci sono troppi manager, personale. No? Dice tagliate i manager. Ho capito, ma se non li taglia lui che non è in grado neanche di abbassargli gli stipendi, come possiamo fare noi che non abbiamo una legge che ci dà modo di farlo? Premesso che nella mia regione non c'è questa necessità. Non c'è. Ecco, però lei stesso dice, Presidente, che ci sono, l'ha detto in maniera chiara, ci sono regioni nelle quali si sprecano tonnellate di soldi, soprattutto nella sanità, comprando le siringhe a prezzi assurdi, pagando prestazioni a prezzi assurdi. Allora perché quelle non potrebbero tagliare gli sprechi e rendere la sanità più virtuosa, come da lei, come in Lombardia, come in Emilia, per esempio in Toscana? Ma guardi, questa coalizione governa il paese dal novembre 2011, proprio da quel giorno l'eredità dei costi standard era evidente, già lo stesso Monti fu sollecitato ad applicare i costi standard, che se tu applichi i costi standard costringi tutti ad essere virtuosi. Per i cittadini che ci stanno ascoltando il costo standard è 2 punti, per fare un esempio banale, se la pizza margherita costa 5 euro deve costare 5 euro in tutta Italia, io te la rimborso a 5 euro se mi chiedi di rimborsarla, non 50, 60 o 100 euro, perché poi queste sono le proporzioni di quello che accade. Pensate, c'è un dato ufficiale che dice che se si applicassero costi standard su tutti i settori della pubblica amministrazione, il risparmio, cioè il gettito di spreco che noi poi riusciremo a recuperare di 30 miliardi di euro. Però bisogna penalizzare chi non è virtuoso, quindi penalizzare Caino e premiare Abele, penalizza Abele se premia Caino. Sì, però allora lei come farebbe a tagliare le spese, per esempio, perché ci sono in questa legge ci sono delle cose che sicuramente piacciono, la riduzione o la cancellazione in parte dell'IRAP, altre riduzioni fiscali, quelle sono cose utili e necessarie. Siccome la coperta è quella che è, da dove la tiriamo, governato Presidente? Guardi, le proposte che si fanno di taglio delle tasse dei 18 miliardi sono assolutamente interessanti, direi che se ne potrebbero far di più. Siamo in un paese nel quale la pressione totale fiscale è del 68,5% contro una media europea del 46%. Si figuri se un governatore di una regione che ha 600.000 imprese non è d'accordo su questo. Come si fa? Obbligando tutti ad applicare i costi standard. Il governo ha modificato il titolo quinto un mese e mezzo fa, no? Ha introdotto i costi standard, però
avuto il coraggio di dire applichiamoli, al punto tale che li ha tolti alle regioni a statuto speciale. Le faccio un esempio: la Sicilia ha 22.000 forestali, il Veneto ne ha 400. Non avendo avuto il coraggio di imporre l'applicazione dei costi standard alla Sicilia, continuerà ad avere 22.000 e non vi mancano i boschi in Veneto, ecco, e non vi mancano i boschi. Visto che per tanti anni hanno governato altre forze politiche, perché non hanno fatto loro quando erano al governo, e non voglio polemizzare con nessuno, ma è un dato di fatto, ci sono state maggioranze molto forti che non hanno fatto queste cose di evidente e chiarissimo buonsenso che lei cita, Presidente. Ma guardi, innanzitutto è pur vero che la responsabilità è di tutti quelli che ci sono passati. Poi io potrei parlare del mio partito che ha lasciato in eredità i costi standard e 6 decreti attuativi. Comunque la responsabilità è di tutti quelli che sono passati. Però è altrettanto vero che poi, come si dice, no? Chi spende superfluo risparmia necessario. Oggi ci troviamo in quella condizione, cioè abbiamo sperperato negli anni dal dopoguerra in poi, riconosciamo che si è garantito tutto a tutti, che si è comunque sprecato. Certo. Oggi si tratta di andare a rigore, cerchiamo quantomeno di dire che a rigore Sentiamo un momento, Vittorio, insieme Chiamparino che dice una cosa interessante, sentiamo. Di siringhe che devono costare poco, quindi di razionalizzazione negli acquisti dei beni a livello dei ministeri ce n'è da fare assai più che nelle regioni. Cioè Chiamparino dice quello che sta dicendo un po' Zaia, no Presidente? Cioè dice le siringhe ok, va bene, ma voi nei ministeri a Roma, Palazzo Chigi state facendo razionalizzazione? Lei che impressione ha quando viene a Roma, per esempio? Comunque le notizie che gli arrivano? Beh, guardi, l'impressione, io parlo anche della mia esperienza di ex ministro, l'impressione è quella che una bella cura dimagrante la si deve fare, la si può fare, certo è che ci vuole un impegno. Ho l'impressione anche che non sia facile farla, ma proprio perché non è facile non è che tu puoi vomitare addosso alle regioni la mancanza di tagli che non riesce a fare a livello nazionale. Sì, ma lei si immagina, Presidente, seriamente che un paese che ha la spesa pubblica che ha l'Italia possa ridurre le spese e ridurre le tasse senza purtroppo fare del male e senza creare problemi dolorosi? Cioè c'è una maniera indolore per ridurre le tasse e ridurre la spesa pubblica, secondo lei? Perché se c'è, in nome di Dio la dica, perché non c'è governo che non vorrebbe applicare una cura indolore. È scritta ed è una solida base di partenza che in altri stati funziona, che è quella dei costi standard. Ormai abbiamo speso una montagna di soldi per codificare tutto, sappiamo tutto dei costi, degli approvvigionamenti, dell'acquisto di servizi, dei beni, abbiamo la Consip. Non si capisce per quale motivo non si impone legalmente a tutti questo percorso che è virtuoso. Questa è la base. Poi mancano ancora soldi. Sì, prego, continui pure. No, scusi lei. Dico, poi mancano ancora soldi e allora andremo giù ancora di più di mannaia. Però la verità è che oggi noi entriamo nella stanza buia e il governo non ha il coraggio di accendere la luce. Accendere la luce vuol dire vediamo se tutti sono virtuosi. Certo. E poi naturalmente qualcuno tra i nostri ascoltatori, e lo sa bene anche tra gli elettori, dirà e poi sono tutti ladri perché tanta parte dei soldi vengono rubati. Purtroppo abbiamo visto nella sua regione quello che pare sia successo a Venezia. C'è anche questo elemento del ladrocinio, Presidente? Beh, guardi, l'elemento che qualifica è sicuramente quello dell'illegalità. Illegalità diffuse, illegalità a tutti i livelli. Nella mia regione c'è stato un illustre esempio, mi permetta solo di ricordare, ma lo dico proprio a titolo di informazione, che quel cantiere non è un cantiere della regione, è un cantiere dello Stato. Prova ne sia che coinvolti lì abbiamo un paio di persone della regione, ma il resto sono... assolutamente. Ci sarebbe il tema dell'evasione anche, che in certe regioni negli anni scorsi perlomeno è stato abbastanza sensibile, Presidente, non neghiamocelo. Guardi, sicuramente ci sono stati anni nei quali si è potuto anche, come si può dire, evidenziare anche questo aspetto, ma oggi pensare di venire in Veneto e dire che sono tutti evasori viene da ridere. No, tutti evasori, questo nessuno lo direbbe mai. Io ho un'ultima domanda, però ritornando, perché ci arrivano veramente molti messaggi preoccupati, ovviamente, no, Presidente, da tutte le parti d'Italia, non solo dal Veneto. Prego. Ipotizziamo che voi dobbiate fare dei dettagli ulteriori a una seppur già virtuosa sanità regionale come quella del Veneto. Su cosa si rischia di andare a incidere? Su quale servizio in meno per il cittadino? Guardi, i miei colleghi che ci stanno già pensando, è inevitabile che per riuscire a mantenere, parlo di tutte quelle sanità ad esempio che non sono oggi in bonus, che non hanno bilanci solidissimi,
stanno già pensando di pensare ai ticket regionali, no? Di poter in maniera tale che l'uscita che va verso il governo sia un'entrata che viene spillata poi purtroppo i cittadini. Io questo non lo voglio fare, prova ne sia che impugnerò avanti la Corte Costituzionale tutte le parti della legge di stabilità che mi riguardano. Questa è la notizia che ci sta dando, Zaia, in questo momento. Benissimo, allora... Guardi che queste cose le ho fatte anche col governo Berlusconi, che era il mio governo, quando applicò i 10 euro di ticket, cioè capiamoci, non è un fatto politico. Io ero già presidente della regione e fece ricorso avanti la Corte contro il mio governo. Contro il suo governo, quindi difenda il Veneto, speriamo che il Veneto sia anche difeso, ha visto quello che succede col dissesto idrogeologico, purtroppo non c'è sempre il sole sulle nostre regioni, quindi ha visto cosa è accaduto a Genova, cosa è accaduto a Parma, cosa è accaduto... Il Veneto è avanti sulla strada, non certamente arrivato alla perfezione, non c'è nessuno, è più avanti di altri anche su quella strada? Ma guardi, noi abbiamo avuto l'alluvione nel 2010, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie con l'acqua in casa. Abbiamo realizzato 925 cantieri piccoli e grandi, alcuni sono in corso, però le dico che queste scelte nazionali ci portano ad esempio, tanto per dirne una, a zero i capitoli di stanziamento sul dissesto idrogeologico. Io avevo messo a regime nella mia regione 50-70 milioni di euro all'anno, il risultato è che si andrà a zero, perché con questi tagli non riusciamo a questo ci preoccupa perché quella è una parte fondamentale della sicurezza. Ma lei concorda con altri suoi colleghi amministratori locali, insomma di città, che dicono sì vabbè, poi anche quando ci sono i soldi, veda il caso di Genova con i fondi europei, intervengono i ricorsi, gli appalti, il TAR, il controtari, il TIR, il TOR e non si riesce neanche a spenderli. Lei ha fatto questa esperienza della impossibilità anche di spendere i soldi che si hanno per pochi che siano? Ma guardi, sta parlando col commissario dell'alluvione del Veneto, ero io il commissario, e le posso dire, come le anticipavo all'inizio di questa intervista, noi per essere efficienti dobbiamo avere norme efficienti e quando tu fai il commissario, il cittadino pensa che il commissario sia una persona che ha diritto di vita o di morte. La verità è che se uno ti fa un ricorso al TAR si blocca tutto, la verità è che se non porti le carte alla Corte dei Conti non passa l'ordinanza che fai. Questo è quello che fosse una vera riforma, più che una legge di stabilità in Italia, cioè una riforma che faccia crollare. E spesso, Presidente, ci salutiamo con questo, non lo dico io, lo dicono esperti, i bandi d'appalto sono fatti così male, non dico nella sua regione, che offrono 100.000 appigli perché poi gli avvocati trovino dei rampini e li blocchino. Pare che siano anche fatti molto male questi bandi d'appalto. Guardi, il tema dei bandi d'appalto sono sempre riferiti alle normative che sono sempre intertutelanti. Ormai esiste l'impresa, non stiamo generalizzando, l'impresa che ha più avvocati che lavoratori. Questa è una situazione nazionale che noi stiamo affrontando. Del resto non si vuole dare facoltà decisionali agli amministratori sono visti tutti come ladri, disonesti, quindi bisogna controllarli al millimetro e il risultato è questo, si va verso la paralisi. Grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per essere stato con noi. Bocca al lupo, e andiamo così.